Quinta corsa, premio Erika B. Ottimi soggetti di categoria B e C al via, l'1 Ultion Face, Alessandro Gocciadoro, 2 Dolly F, Riccardo Pezzatini, 3 al carro light, Claudio Monte, 4 Emergenza Par, Lorenzo Baldi, 5 da Cova Mail, VP dell'Annunziata, 6 Eclat Gloire, Lori Garcia, 7 Zeno del Ronco, Felice Facci. Macchina che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. Scattano tutti con la velocità di Ultion Face, che oggi più scattante del solito rientra dal carro light. Dolly F si butta in corda e cerca di togliere la posizione dal carro. Poi da Covo Mail insiste al carro light che cerca posto. Dolly F però tiene le punte e riesce a rientrargli. Intanto Ultion Face ha già ripreso in mano dopo un lancio veloce in 13,9. Dolly F seconda in corda, avanti dal carro light, poi da Covo Mail, quindi Zeno del Ronco, ancora Eclat Gloire che precede Emergenza Par. 28,6 per i primi 400 metri di corsa, con Ultion Face al comando nei confronti di Dolly F, poi al carro light, all'esterno avanza da Covo Mail allo scoperto, trascinandosi Eclat Gloire. 600 metri in 43,8 per il battistrada Ultion Face, che viene al passaggio davanti alle tribune in evidenza. Seconda posizione sempre per Dolly F, all'esterno da Covo Mail si trascina Eclat Gloire, sotto alle tribune una frazione in 14,3 che porta a 58,1 la metà gara. Ultion Face non ammette interferenze, continua ad ottimo ritmo, si porta verso il primo chilometro, girato in 1,13 spaccato. Alle sue spalle Dolly F controlla da Covo Mail, poi al carro light ed Eclat Gloire. Gli altri che si guardano per il momento. Emergenza Par muove al largo e cerca di guadagnare una posizione in pariglia sulla mossa di Eclat Gloire, la retta di là in 14,3. Ultion Face è sempre in evidenza, 3 lunghezze avanti a Dolly F che prova a riavvicinarsi, poi da Covo Mail, quindi ancora il carro light chiuso in corda. In terza corsia non progredisce Eclat Gloire, prova a farlo Emergenza Par, la retta d'arrivo per Ultion Face che è in vantaggio, provano ad avvicinarlo alle sue spalle, ma Ultion Face e Alessandro Gocciadoro sono spalle indietro. Ultion Face vince come vuole nei confronti di Dolly F che è seconda al terzo da Covo Mail. 1,12,5, 28,6, 29,5, 29,2, 29,2, tutto facile per Ultion Face. Alessandro Gocciadoro che guida e allena per i colori della scuderia Glasse Bagar. Percorso di testa vincente per il 9 anni da Jock Face, che non si lascia mai avvicinare dai rivali, vince a tirare indietro nettamente. Al secondo Dolly F, diligente lungo la corda, precede un ottimo da Covo Mail che si è fatto 1400 metri allo scoperto e arriva ancora a casa vicino ai primi in numeri. Successo dell'1 Ultion Face sul 2 Dolly F e il 5 da Covo Mail.